Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia, e allora ti chiedo subito, mi sentite, vedete la condivisione schermo? Sì, tutto bene. Perfetto, grazie. Allora un grandissimo buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete sempre dei patrioti innamorati della libertà. E allora, a proposito di libertà, continuiamo a constatare che è sotto attacco, che è minacciata la libertà educativa dei genitori, visto che la Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso che era stato presentato dagli avvocati di Nathan Treviglion e Catherine Birmingham, come sapete, i genitori di quella che è stata ribattezzata La famiglia nel bosco. E avevano presentato questo ricorso contro invece l'ordinanza del Tribunale per i minorenni, sempre dell'Aquila, che appunto aveva sospeso la loro responsabilità genitoriale e che aveva poi disposto il collocamento dei 3 figli in una casa famiglia alla periferia di Vasto. E allora, come ha affermato ieri il nostro direttore Giovanni Sallusti nel suo Liberamente, nel suo editoriale, ecco, negare i bambini ai genitori durante il Natale è uno sfregio doppio, è una ferita esistenziale doppia che si infligge a una bambina di 8 anni e a 2 gemelli di 6, i quali appunto già nella loro quotidianità non vedono mai il padre e vedono la madre solo quando lo permette la burocrazia. Non è forse questo un sequestro di Stato, a differenza, no, del sequestro che si voleva attribuire, di cui si voleva imputare la colpa al vice premier Matteo Salvini, quando da ministro degli interni cercava di compiere il suo dovere, cioè quello di fermare l'immigrazione illegale e di difendere i confini. Ma durante questa rassegna stampa poi ci concentreremo anche sulle minacce alla libertà di espressione della stampa. Vedete qui in condivisione la prima pagina della Verità, perché il Tribunale di Milano ha appunto condannato Panorama, il direttore Maurizio Belpietro, a 90.000 euro di risarcimento per questo titolo sulle ONG definite come pirati. È un importo, una cifra insomma mostruosa, mentre vi ricordate Saviano che definì Salvini e Meloni dei bastardi, se la cavò con molto di meno, ovvero con una multa di 1.000 euro. E poi sentirete, ecco, durante questa rassegna stampa l'intervista che abbiamo registrato ieri a Davide Quadri, segretario esteri della Lega Giovani, già nostro ospite, e con lui abbiamo parlato della sua partecipazione al tradizionale gala di fine anno dei Young Republicans di New York, e insomma una folta delegazione, significativa delegazione della Lega a questo evento, a questo incontro. La Lega, unico partito italiano invitato dagli amici repubblicani, e quindi la Lega che rafforza i suoi rapporti con gli alleati americani. Erano presenti anche l'europarlamentare Isabella Tovaglieri, il segretario appunto della Lega Giovani di tutta Italia, Luca Toccalini, era presente lo stesso Max Ferrari, che vi ricordate era stato nostro ospite, con lui avevamo ragionato di remigrazione, già direttore di Telepadania, e anche lo stesso quotidiano Libero poi aveva riportato questo incontro, la notizia appunto di questo scambio. Ovviamente le vostre opinioni, io lo ribadisco sempre, sono fondamentali, quindi apriremo il consueto filo diretto con voi, potete intervenire sempre chiamando allo 0292947222, 3 volte 2 finali, potete scrivere i vostri messaggi quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega, oppure potete mandare anche i vostri messaggi direttamente al numero WhatsApp della radio, vi ricordo il 340 6709 659. E vi ricordo anche le nostre coordinate, quindi da dove potete seguirci? Ovviamente dal canale digitale della Radio DAB, dicevamo dalle pagine Facebook di Radio Libertà e della Lega, dal nostro nuovo sito internet, quindi www.radiolibertà.net, sempre aggiornato, sempre con gli editoriali liberamente del nostro direttore Giovanni Sallusti, con tutte le rassegne stampa della settimana di Sammy Varin, e ovviamente potete seguirci anche dalle app di Radio Libertà, quindi per entrambi i principali sistemi operativi, quindi sia iOS che Android, e naturalmente anche dal canale YouTube. E vi ricordo sempre anche questo invito: se siete stanchi di un panorama mediatico in cui imperversa, furoreggia il politicamente corretto, allora abbonatevi appunto a Radio Libertà, sosteneteci, davvero basta poco per sostenere una radio che è un unicum in questo panorama un po' così dominato dal politicamente corretto. E quindi basta che andate sulle sezioni
abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. E allora io ve l'ho annunciato, qui ve l'ho mostrata anche in condivisione la prima pagina della Verità, vedete titolo proprio su questo, questa condanna rivolta contro i giudici che ci tappano la bocca, sentenza bavaglio il centrodestra che si schiera con Belpietro. Per le nostre toghe inneggiare i terroristi è un'opinione, dare del pirata a chi decide di non rispettare le leggi è diffamazione da risarcire con 80.000 euro. È così che si limita la libertà di stampa, ma noi non ci fermeremo. E infatti l'editoriale di Maurizio Belpietro proprio su questo vulnus attacco alla libertà di informazione, anche alla libertà di critica, no? Se sei un imam che inneggia la strage compiuta da Hamas il 7 ottobre, come l'egiziano Mohammed Shaheen, vi ricordate, il giudice ti archivia perché le tue frasi sono espressione di pensiero che non integra gli estremi di reato e dunque pienamente lecite. Se invece sei un direttore di giornali che si è permesso di criticare le ONG, accostando il loro operato a quello dei pirati che deliberatamente decidono di non rispettare le regole, allora arriva questa condanna mostruosa. Qui vedete, vi conduco a pagina 3, dove appunto continua l'editoriale e la riflessione di Maurizio Belpietro. I veri corsari contro la censura siamo noi che forniamo tutte le notizie. Certe querele sono così abnormi che possiedono poi la capacità di far fallire una testata e forse è proprio ciò che si vuole, ma noi continueremo a raccontare i fatti, anche quelli sgraditi a certe ONG o a certe procure. E qui ovviamente è la nave di Open Arms protetti. Gli attivisti dell'ONG Open Arms al lavoro nel Mediterraneo, il loro operato è spesso contestato dai governi nazionali. Eh sì, perché vogliono trasgredire le regole che sono decise comunque dagli stati, dagli esecutivi e vogliono far di testa loro. E quindi effettivamente una condanna di questo importo, questo risarcimento, effettivamente è in grado di minare anche poi la libertà operativa di una testata e comunque è in grado di metterla seriamente in difficoltà. Allora, una legge dello Stato italiano, quindi che può essere violata da queste ONG, uno lo denuncia, lo scrive, lo mette per iscritto chiamandoli appunto pirati, sicuramente può essere un'esagerazione, ma i pirati non violavano, ecco, le regole. Eppure il giudice ti condanna e sei chiamato a corrispondere 80.000 euro, scrive Belpietro, a soggetti che non sono stati neppure menzionati nell'articolo o nella copertina incriminata. Siete stupiti? Io no, io sono indignato e effettivamente, ci uniamo a Maurizio Belpietro, non si può poi non essere inferociti, no, per queste decisioni. Lo so che vi ho già raccontato l'incredibile sentenza di cui sono vittima in quanto direttore di Panorama, ma passato il giorno e la sorpresa per la condanna, mi rendo conto che le querele minacciano la libertà di stampa più di quanto possa fare la politica o un editore. Può un sostantivo valere 80.000 euro? Può il diritto di critica verso operazioni dichiaratamente politiche essere negato con sanzioni pecuniarie? È evidente che nessuno degli attori dell'azione giudiziaria ha avuto un danno reputazionale perché non è stato accusato di alcun orrendo delitto e ha potuto continuare a operare liberamente come prima e forse più di prima. E allo stesso tempo è lampante la sproporzione fra una critica e il risarcimento disposto in favore di chi non era neppure chiamato in causa, perché il suo nome non compariva sulla copertina del settimanale. Di questo passo, se io critico le aziende farmaceutiche per le procedure poco trasparenti sui vaccini, legittimo tutte le imprese del mondo che si occupano di sieri a fare causa, a intentare azioni, come ad esempio ha fatto una ONG tedesca il cui rappresentante neppure parla l'italiano. Qui vedete i virgolettati, quello che stavamo leggendo prima, cioè persino chi inneggia il 7 ottobre è più tutelato di noi, quindi di Panorama, di Belpietro, in generale comunque di certa stampa, no, che magari non è allineata al mainstream, è più tutelata, di noi davanti ai giudici e chi facesse 1 anno di galera da innocente otterrebbe un rimborso molto più magro, proprio per l'ingiusta detenzione. E qui vengono ricordati anche appunto altri casi eclatanti, per esempio questo a pagina 2, poi leggiamo anche tutte le reazioni. Ad esempio vedete qui Alessandro Morelli, come sapete è sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio e qui, giustamente si afferma: "Piena solidarietà al direttore di Panorama,
precisa Alessandro Morelli, per l'assurda decisione del Tribunale di Milano che ha condannato la testata a risarcire 7 ONG per un titolo critico nei loro confronti. Una decisione che non è degna di un paese democratico in cui, no, si dovrebbe tutelare la libertà di espressione, che lede questo principio sacrosanto appunto della libertà di stampa, così come è garantito dalla Costituzione. La Lega e il governo tutto sono dalla loro parte e anche il senatore, no, Gianluca Cantalamessa, il senatore leghista intervenuto, è incredibile che sia stata definita diffamatoria una copertina che indicava come i nuovi pirati soggetti che dichiaratamente, no, proprio vogliono violare le leggi italiane e disobbedire alle autorità quando navigano nel Mediterraneo alla ricerca di migranti. E quindi è una decisione del Tribunale di Milano che lascia sconcerto per l'entità della sanzione. Colpisce, come ricorda lo stesso Belpietro, l'enorme disparità di trattamento rispetto ad altri casi. Quello che stavamo citando prima, che stavamo ricordando, mentre appunto per aver etichettato come bastardi Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ricorda proprio lo stesso Cantalamessa, il senatore leghista Cantalamessa, lo scrittore Roberto Saviano è stato condannato a pagare 1.000 € e quindi qui ci troviamo di fronte a una cifra molto alta che appunto ha il sapore di un bavaglio alla libera stampa. Non si può essere perseguitati per aver esercitato il diritto di critica verso chi rivendica la violazione delle norme dello Stato. E poi l'intervento a favore della verità, a sostegno della verità, anche da parte quindi non solo della Lega, qui vi leggo anche quello che ha dichiarato Salvini, vice premier Matteo Salvini, il segretario federale della Lega, quindi sono stati condannati, no, Panorama e il direttore Maurizio Belpietro, e quindi intanto Matteo Salvini manifesta la sua solidarietà a Panorama e a Belpietro, loro che sono stati condannati per aver detto la verità sulle ONG. La libertà di stampa e di opinione sono sacre e non possono essere imbavagliate. Faremo tutto il possibile per aiutare Panorama e la sua redazione. Quindi dal Carroccio che arrivano numerose prese di posizione, il Tribunale di Milano argomenta il deputato Igor Iezzi, ha condannato Maurizio Belpietro e Panorama a risarcire quindi con 80.000 € 7 ONG per diffamazione. Quale sarebbe questo motivo? Il titolo di copertina dove appunto venivano definiti come nuovi pirati. E però gli italiani qui, giustamente precisa, sottolinea Carlo Tarallo che appunto ha scritto questo articolo che trovate oggi, no, a pagina 2 della Verità, vogliono silenziarci. Gli italiani ricorderanno che appunto sono state tante le violazioni da parte di queste ONG, ma ricorderanno anche le dichiarazioni esplosive. Qui appunto si riportano dei vari Casarini e della Rackete, Carola Rackete, queste dichiarazioni che poco hanno a che vedere con la legalità e molto invece con un approccio proprio da corsaro. E quindi la Lega che si schiera a favore ovviamente della verità contro chi vuole imbavagliarla e soprattutto quando poi ad essere imbavagliati sono sempre giornalisti che non si schierano, come dicevamo prima, a sinistra, che non seguono pedissequamente la vulgata della narrativa mainstream. Ma, ovviamente la solidarietà è venuta anche da tutto il governo, da tutti gli alleati, per esempio dicevamo da Fratelli d'Italia, qui è riportato anche Fratelli d'Italia che scende in campo ai massimi livelli per far sentire la propria vicinanza a Belpietro e a Panorama e per esprimere lo sdegno del partito di maggioranza relativa nei confronti di una decisione appunto assurda e incomprensibile. Solidarietà al direttore Belpietro e a tutta la redazione di Panorama, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Pignami, che come racconta in un articolo è stata appunto condannata questa Panorama e Maurizio Belpietro sono stati condannati a pagare appunto 80.000 € proprio per aver esercitato questo diritto di critica. E poi io volevo anche leggervi alcuni dei commenti, per esempio dei lettori che hanno scritto, hanno inviato queste lettere alla Verità, alla redazione. Ora ho capito perché votare al referendum. Qui ad esempio questo messaggio di Bruno D'Arpino via email: "Ho letto la sentenza che impone di pagare 80.000 € a Panorama per la sua copertina dove l'ONG si definivano i nuovi pirati, mentre per la dichiarazione di Saviano che ha definito Matteo Salvini e Giorgia Meloni dei bastardi, i giudici hanno condannato lo scrittore a risarcire con 1.000 € di danni entrambi. Se prima nutrivo dei dubbi
per il voto del sì alla riforma della giustizia, adesso non coltivo più nessun dubbio. Se questa è giustizia, Bruno Darpin, no? Poi per esempio, vedete qui, no, tra tutti i vari messaggi, le varie attestazioni di solidarietà, quello di Carmine Barone, anche questo arrivato via email alla Verità. Solidarietà al direttore Maurizio Belpietro e alle sue redazioni gravati da un'ammenda di 80.000 euro per aver definito nell'esercizio del diritto di cronaca pirati le organizzazioni non governative che favoriscono l'afflusso incontrollato di clandestini nel paese. E effettivamente qui il titolo "Libertà di parola, due pesi e due misure", che rende proprio l'idea di questa giustizia che è sempre un po' ballerina. Se il soccorso in mare resta un dovere umanitario imprescindibile, esso diviene tuttavia il corollario di un'immigrazione di massa priva di regole, che finisce per eludere proprio quel quadro normativo che dovrebbe disciplinarla. Che poi ci abbiamo ragionato su questo tema anche con il nostro ospite, poi sentirete l'intervista, no, che abbiamo registrato a Davide Quadri, il segretario esteri della Lega Giovani. È anche assurdo, è anche un po' patetico che si debba aspettare qualcosa come 5 anni, oltretutto di processo, di processi, di procedimenti giudiziari, per alla fine arrivare a sapere, a veder riconosciuto un principio che dovrebbe essere sacrosanto, e cioè che uno Stato sovrano, e quindi ovviamente attraverso un suo organo che è il Ministro degli Interni, il Ministero degli Interni, insomma uno Stato sovrano possa e debba regolare l'immigrazione, possa e debba anche fermare l'immigrazione clandestina. Ecco, è patetico che noi siamo arrivati a veder riconosciuto questo principio sancito dopo ben 5 anni di calvario giudiziario, di caccia alle streghe, e che debbano essere delle aule dei tribunali a dover, no, ribadire quello che insomma ictu oculi, come si suol dire con quel latinismo, dovrebbe essere manifesto, dovrebbe essere evidente. E questo accade in Italia. E infatti poi al nostro ospite abbiamo anche chiesto, ma insomma come, prima ancora, come hanno reagito gli alleati stranieri, gli alleati della Lega nel mondo a questa sentenza, ma soprattutto come hanno vissuto questo procedimento, questo lungo processo. Cioè immagino che si saranno stupiti, meravigliati del fatto che un ministro degli interni vada a processo per aver esercitato quello che è il suo dovere, quello che gli impone la legge. È difficile non ravvisare, qui scrive questo lettore Carmine Barone, una palese asimmetria nell'applicazione del diritto, laddove, come no, è stato detto prima, l'apologia del massacro del 7 ottobre da parte di un imam viene derubricata a legittima espressione del pensiero. L'appellativo di nuovi pirati viene sanzionato come un abuso, negando a quest'ultimo quella medesima libertà di stampa che della libera espressione deve essere appunto un pilastro fondante. Un paradosso quantomeno singolare, ed è un paradosso italiano. Questo appunto sulla Verità di oggi. Il tema meriterebbe ulteriormente, no, di essere approfondito, però per continuare questo nostro giro delle testate, facciamo così, che intanto per la Verità io volevo condurvi anche a pagina 6, sull'altro grande argomento della giornata, cioè di questi 90 miliardi per l'Ucraina, perché poi è passata anche la posizione italiana e di altri paesi per cui è bene non utilizzare, non impiegare questi asset congelati della Russia, non impiegarli proprio per l'aiuto militare, finanziario all'Ucraina, ma addirittura passa il principio finalmente degli Eurobond, che se vi ricordate, no, fu anche il ministro all'epoca ministro dell'economia, Giulio Tremonti, che lo sosteneva, e adesso questo principio finalmente passa, ma per gli armamenti, per la difesa, per sostenere proprio questa corsa verso le armi per l'Ucraina, proprio quando Trump si sta impegnando così tanto per far finalmente ottenere la pace anche su questo scacchiere, su questo scenario di guerra. Però è già questa decisione una sconfitta di Merz, che invece voleva l'impiego degli asset russi congelati. E allora, siccome poi se ne occupa tanto di questo anche il Corriere, noi intanto lo vediamo qui dalla Verità. Ecco, vedete, no, il titolo: 90 miliardi di debito europeo per finanziare ancora, domanda, i water d'oro, per non dire, ecco, come è scritto qua, i cessi d'oro. Vi ricorderete, no, tutto lo scandalo corruzione dell'Ucraina. Insomma, noi regaliamo quattrini, denari per questo.
Le possibilità che Zelensky rimborsi fondi elargiti da Bruxelles sono praticamente nulle. Mosca non pagherà riparazioni di guerra e mentre gli stati sono alle prese con i tagli di bilancio, noi elargiamo fiumi di euro a chi li spreca. Questo è l'articolo di Giuseppe Liturri, no, che analizza una situazione, una vicenda qui riassunta con questa indicazione del disordine mondiale, ma vedete soprattutto l'infografica che spiega i passaggi, o meglio spiega quelli che potrebbero essere degli scenari che molto probabilmente non si verificheranno e quindi poi sarà l'Unione Europea, sarà la Commissione con questo, con il suo bilancio e con questa emissione di debito poi a sostenere l'Ucraina. Vedete, la Commissione si indebita emettendo titoli per 90 miliardi sui mercati dei capitali, facendo leva come garanzia sul margine di manovra presente nel bilancio UE. Quindi ci si rivolge ai mercati con questa emissione di titoli. La Commissione presta 90 miliardi all'Ucraina a partire dal secondo semestre del 2026. L'Ucraina rimborserà il prestito solo se e quando riceverà le riparazioni di guerra dalla Russia. Capite che questa è una condizione difficilissima, è difficile che si possa realizzare che la Russia accetti questo. 4. Se l'Ucraina non rimborserà il prestito, evento a probabilità anche questo quasi certa, sarà il bilancio dell'Unione Europea a doverlo fare, tenendo però fuori Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. Perché questi tre paesi? Perché si sono opposti. Qui appunto è riportato Viktor Orban, Andrej Babis e Robert Fico hanno dato semaforo verde a questa soluzione invece dell'indebitamento dell'Eurobond e quindi il Consiglio è uscito da uno stallo che cominciava a diventare imbarazzante. Quindi l'Unione non è più a 27 membri, sono 3 questi paesi, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia, che hanno votato contro il piano. La scelta dunque è stata a favore di una soluzione che eviti di utilizzare fondi russi sequestrati, che vi ricorderete, questo l'avevamo già detto e ribadito, sono detenuti da questa società depositaria, quasi principalmente tenuti da questa società depositaria belga, la Euroclear. Oppure l'altra possibilità, e qui di fatto Merz ha dovuto incassare la sconfitta, fare buon viso a cattivo gioco anche, la soluzione che è stata scelta, e cioè quella del bilancio UE e quindi delle tasche dei contribuenti. Però la novità è proprio questa, che l'Unione Europea così si scopre non più a 27 ma a 24, perché Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca hanno fermamente rifiutato di dover subire le conseguenze finanziarie derivanti dagli oneri per interessi certi e capitali quasi certo di questa scelta e quindi avanti a 24. E qual è la base normativa, il riferimento che fonda questo? L'articolo 20 del trattato consente la cosiddetta cooperazione rafforzata quando un gruppo di almeno 9 Stati membri intende avanzare in modo più integrato in ambiti di competenza non esclusiva dell'Unione Europea. E poi Kiev che invece mette il broncio, pochi i quattrini. Il ministro delle finanze ucraino: aiuti insufficienti, dovete fornirci di più. Putin apre: con elezioni in Ucraina fermeremo gli attacchi. Macron, che improvvisamente non si capisce questi sbandamenti, magari finalmente un rinsavimento, che afferma: l'Unione Europea parli con lo zar se salta l'aiuto statunitense. Insomma, un Macron che con questa affermazione smentisce il Macron che avevamo visto, no, piccolo Napoleone, che voleva anche lui mettersi l'elmetto in testa e partire appunto come un nuovo Napoleone alla guerra, o meglio far partire gli altri alla guerre, come si suol dire. E quindi, tornando alle trattative, ieri è stato il giorno dedicato a Kiev, qui precisa Maria Vittoria Galassi. L'inviato americano Steve Witkoff ha incontrato a Miami il capo della delegazione ucraina, Rustem Umerov, e il tenente generale Andriy Ignatov. Ma non erano i soli. Il giornalista di Axios Barak Ravid ha rivelato che hanno partecipato anche i consiglieri per la sicurezza nazionale della Germania, della Francia e del Regno Unito e i ministri della Turchia e del Qatar. Oggi i negoziati andranno avanti e il segretario di Stato americano Marco Rubio non ha escluso la sua partecipazione. Intanto il presidente francese, quello che stavamo dicendo, ecco, Emmanuel Macron, spinge l'Unione Europea a prendere le redini delle trattative. Ha infatti dichiarato che qualora fallissero i negoziati guidati dagli Stati Uniti e da Trump, l'Europa dovrà stabilire un contatto diretto con Putin.
Peraltro ha anche lanciato un avvertimento velato alla Casa Bianca. I contatti dell'amministrazione Trump con il Cremlino non impediscono all'Europa di tenere una linea diretta con Mosca. Di certo a essere impedito è stato quindi, ribadiamo, questo utilizzo degli assetti russi congelati per finanziare Kiev, e il governo ucraino ha già però iniziato appunto a lamentarsi. E Putin poi ha già avvertito che non importa cosa ruberanno a proposito della possibile corruzione o comunque della corruzione che già si è dimostrata essere avvenuta in Ucraina. Prima o poi dovranno restituirlo e poi andremo in tribunale per proteggere i nostri interessi. Quindi qui invece nel caso di un utilizzo di fondi russi. Sono le 8:27, prima del break della nostra pausa, insomma di questa mezz'ora, io sempre qui dalla Verità volevo anche poi, leggervi a proposito di questa altro grande tema, no, di questa notizia comunque di questi giorni che avevamo già iniziato a commentare prima in apertura di rassegna stampa, e cioè l'articolo, a pagina 17 di Borgonovo sui giudici che hanno deciso di mantenere separata la famiglia nel bosco proprio in questo periodo delle feste natalizie. Allora vi ci porto da qui e poi ovviamente riprendiamo il tema. I giudici non ridanno i bimbi ai Trevelyan, questa appunto la riflessione di Francesco Borgonovo che segue dalla prima pagina, la Corte d'Appello dell'Aquila che respinge il reclamo della famiglia e rimanda tutto al Tribunale dei minori, lo stesso che aveva sospeso la responsabilità genitoriale. Come spiegano i legali della famiglia, si tratta di una decisione che si potrebbe definire tecnica. Perché? Perché spesso accade, riportato, no, anche l'avevamo detto ieri, più o meno il 70% dei casi di questi provvedimenti sui reclami, sui ricorsi, poi alla fine tende sostanzialmente a mantenere il giudicato che già si era formato, a confermare quella decisione. La Corte infatti era chiamata a valutare la correttezza del provvedimento con cui il Tribunale ha deciso di togliere i figli ai genitori e ha stabilito che in quella ordinanza non sussistevano errori clamorosi. Insomma, era tutto legittimo, i giudici hanno approvato le scelte dei loro colleghi, comprensibilmente la notizia ha suscitato risposte ardenti, per non dire furiose, e ci mancherebbe. Per questi giudici una sola parola, sentite: vergogna. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l'amore di mamma e papà. È quello che ha scritto proprio sui social ieri il vice premier Matteo Salvini, il segretario federale della Lega, poi riapriremo anche, vedremo la sua pagina Facebook di Matteo Salvini, e così neanche per Natale i bambini della cosiddetta famiglia nel bosco potranno tornare a casa con mamma e papà, dice il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella. Di questa famiglia, prosegue il ministro, abbiamo letto tutto e di tutto, con una intromissione paurosa degli apparati dello Stato in scelte e stile di vita, che aggiunge ciascuno è libero di non condividere, ma che ancora non si capisce cosa abbiano a che fare con una decisione, quella di separare i figli dai genitori, che dovrebbe essere assunta questa decisione solo in casi estremi e di fronte a pericoli vitali. E ce lo siamo chiesto tante volte, no, ce lo siamo ripetuti fino alla nausea, ma perché allora i bambini, i figli di genitori rom che sono dediti ai furti, che sono dediti alle rapine, ai borseggi, perché questi non vengono allontanati? Perché invece si consente di mantenere la responsabilità genitoriale, per esempio ai genitori dei tanti ragazzini maranza, che sono adolescenti, che commettono reati su reati, che già, no, riempiono il loro casellario giudiziario. Quello va benissimo e lì quei genitori sono intoccabili. Ma allora sono già le 8:30, Natalia, se sei d'accordo ci concediamo questa piccola pausa, ma poi torniamo ad approfondire questi temi, anche perché poi dobbiamo lanciare l'intervista che abbiamo registrata, così poi magari possiamo sentire anche i vostri commenti, i vostri punti di vista. A fra poco. Nei fine settimana riascolta i tuoi programmi preferiti. Domenica aspettati il meglio sui canali di Radio Libertà. Semplicemente la tua radio.
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso, perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti e né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecchie Alberto, l'olio bulve sempre a galla, in francese, in italiano, Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte che con 6 bottiglie fai 6 regali, chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua, chiedete di me, fate quello che volete, io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Pier Vittorio, di nuovo a te la linea. Grazie Natalia. Allora riprendiamo la verità, perché stavamo appunto commentando questa decisione, no, sulla famiglia nel bosco, così ormai appunto viene chiamata, l'articolo di Borgonovo a pagina 17 e qui vedete l'intervista a Daniela Solinas. Allontanamento non accettabile, i figli potrebbero tornare a Natale. Parla l'avvocato dei coniugi che vivevano nel bosco, le autorità hanno la facoltà di riunirli già ora e sulla scuola parentale chiedono solo l'applicazione di un diritto garantito dalla nostra Costituzione. Quindi, come dicevamo, sotto attacco, sotto minaccia, ma in realtà l'attacco è già avvenuto, il vulnus già si è creato, questo colpo è stato inferto alla libertà educativa, ma poi come abbiamo letto prima, cioè una delle famiglie ormai più spiate d'Italia, di cui si sa vita, morte e miracoli, e insomma poi abbiamo anche visto assieme, ma erano così macroscopiche queste irregolarità per la casa, era così disastrosa la situazione da comunque compromettere, pregiudicare la possibilità di stare ancora assieme, anche poi di vivere queste vacanze, queste festività di Natale appunto assieme in famiglia. Avvocato Daniela Solinas, come incide la decisione della Corte d'Appello dell'Aquila sulla famiglia Del Bosco che le difende? È difficile da comprendere per i non addetti ai lavori. Ho ascoltato alcuni suoi colleghi che hanno parlato di una bocciatura del nostro reclamo. Non è assolutamente così. Alla Corte d'Appello si chiedeva di verificare i presupposti per l'emissione dell'ordinanza da parte del Tribunale dell'Aquila. Insomma, doveva stabilire se la decisione fosse formalmente corretta. Come ho detto, doveva verificare i presupposti che dovevano sussistere nel momento in cui questa ordinanza è stata emessa. La Corte d'Appello ha il divieto di pronunciarsi su fatti nuovi. Era nient'altro che un giudizio di validazione dell'ordinanza. Quindi la Corte dice che fu giusto allontanare i bambini. No, stabilisce che in quel momento l'ordinanza non presentava dei vizi abnormi tali da produrre una modifica in questa fase. Non è quindi un giudizio nel merito, ma è come se fosse un giudizio. È impropria l'espressione, ma vorrei che lei la comprendesse, cioè un giudizio di legittimità sulla verifica dei presupposti. Dopodiché, però, la Corte afferma, ed è questo un elemento che per noi diventa dirimente, che i genitori hanno compiuto una serie di passi in avanti, si sono adeguati a una serie di prescrizioni che sicuramente verranno valutate dal Tribunale per i minorenni,
che resta l'unico organo competente a decidere sui minori. Però anche qui avete visto, cioè i genitori poi hanno dovuto compiere questi passi, ma di fatto quasi sotto un ricatto emotivo. Non vedete più i vostri figli e quindi tutta una serie di pretese, di richieste e per forza poi hanno dovuto, no, ovviamente agire di conseguenza e muoversi, in questa direzione. Resta che il provvedimento di allontanamento è confermato. Secondo la Corte non vi erano errori macroscopici. I giudici tuttavia notano che ci sono stati cambiamenti, no, e quindi sussiste ancora questa speranza, proprio che possano tornare assieme. Lei è fiduciosa? Risponde l'avvocato Danila Solinas: "Io mi limito ai fatti, non devo nutrire fiducia in chi giudica, devo esigere e pretendere il rispetto dell'applicazione delle norme. Sono sicura che dinanzi a un cambiamento che è stato significativo si debba rispondere e si debba valutare positivamente quelle che sono le modifiche a un comportamento che era stato inizialmente censurato. Quando dovrebbe decidere il tribunale? Potrebbe decidere in ogni momento, da oggi in avanti. Aspettiamo che lo faccia con tempestività e che questi elementi, lungi dall'essere un espediente difensivo, ma che possiedono dei profili di concretezza apprezzabili da chiunque, vengano adeguatamente valutati. E poi le ultimissime domande, poi ovviamente se la volete rileggere tutta con calma, approfondire, come vi dicevo siamo a pagina 17 della Verità di oggi. Ehm, C'era davvero bisogno di togliere i bambini ai genitori per arrivare a questi cambiamenti? Non si poteva trattare con questa famiglia diversamente? Noi siamo subentrati in una fase successiva all'ordinanza, per cui tutto quello che è stato realizzato prima non l'abbiamo gestito noi. Sappiamo dal carteggio processuale, no, che comunque ciò che è stato fatto e poi anche ciò che è emerso successivamente. Di sicuro le dico che noi, se ci fossimo stati dall'inizio, avremmo specificatamente richiesto la presenza di un mediatore familiare, di un interprete, che poi avviasse le difficoltà che sono intercorse con gli assistenti sociali, affinché ci fosse un dialogo che potesse essere appunto costruttivo. Qui c'è un vulnus pazzesco, prima lo dicevamo, e per me, per quanto mi riguarda, è innegabile, proprio della comprensione di ciò a cui si sarebbe andati incontro, a cui sarebbero andati incontro i coniugi Trevelyan e di come invece avrebbero potuto interloquire diversamente. Per me l'allontanamento dalla casa familiare, più che per me, per la giurisprudenza di riferimento in materia, è sempre da considerarsi proprio come l'extrema ratio, perché i minori hanno il diritto di stare, di vivere, di essere educati dai genitori. Qui però non sembra che l'allontanamento fosse l'extrema ratio e infatti abbiamo visto, no, subito si è agito su questo. Oltretutto poi si è anche fatto notare che però la prima segnalazione di queste irregolarità, di questi presunti abusi era già arrivata da parecchi mesi, probabilmente da 1 anno, quindi perché solo adesso si è deciso poi di agire con questa misura così draconiana. Noi sosteniamo che non lo fosse, di sicuro per noi non era avallabile l'allontanamento. Abbiamo sostenuto che non fosse da approvare. Non possiamo negare però che ci siano state delle criticità in questo percorso. Ad esempio, non è mai stato nominato un mediatore familiare. Potevano nominarlo i servizi sociali. Non sono nemmeno state fatte delle visite in casa da maggio a novembre, giusto? La collocazione temporale non gliela so indicare in questo momento perché non la ricordo, ma di certo si poteva realizzare di più. Questo posso dirlo, si poteva e si doveva compiere molto di più. Quindi la conclusione è che esiste una speranza che possano tornare a casa per Natale, quello no che ci auguriamo tutti noi. Di certo non è escluso, il tribunale ha una serie di elementi nuovi che deve valutare e se questi elementi, come noi riteniamo, sono in linea con le prescrizioni che sono state impartite, ci aspettiamo un risultato positivo che non mi aspettavo dalla Corte d'appello. Insomma, delle decisioni che ci hanno lasciato di stucco, che ci hanno lasciato sbigottiti. Io vi leggo, a proposito, ecco, di questi rapporti di forza, no, dello Stato con i suoi cittadini che quando vuole essere forte, lo è, però magari con i deboli e invece con i forti, non si azzarda a fare il prepotente, ma anzi magari si manifesta debole. Ci scrivono Giorgio e Marco. Giorgio ci ha scritto: "Ciao, questi giudici rossi, e quindi votate sì al referendum, giudici corrotti." Ecco, questo che ci ha scritto Giorgio, che ricalca per esempio quello che avevamo letto prima, no, dei tanti messaggi, delle tante mail che sono giunte alla redazione della Verità proprio per manifestare da parte dei lettori solidarietà a Maurizio Belpietro e a Panorama, condannati così
a una cifra, abbiamo detto, mostruosa, record 80.000 euro di risarcimento per aver titolato in quel modo, no, un articolo che si riferiva all'ONG chiamandoli appunto pirati. Libertà in uno stato dittatoriale, punto di domanda, ci scrive Marco, parole, e intanto la rabbia cresce, monta e prima o poi, e qui mi fermo Marco, non leggo tutto, perché oltretutto quello che hai scritto ricorda anche un noto movimento che si era formato qua in Italia qualche anno fa, sicuramente vi ricorderete, e allora non citiamo quella parola, va, ci autocensuriamo, se no poi figuriamoci che succede, ci accusano di istigarvi, scusatevi. E allora, chiudiamo questa parte però sulla verità, perché vi volevo leggere anche la riflessione di Paolo Del Debbio sui 2 pesi e 2 misure, perché giustamente lui fa notare che quando interviene Prevost, Papa Leone XIV, sui temi della pace, non è che Papa Leone XIV sia, lui scrive in romanesco oggi Paolo Del Debbio, de sinistra, no, è che lui svolge il suo dovere di pastore, di capo della Chiesa universale, se vogliamo anche di padre morale dell'umanità, e quindi ovviamente chiede agli stati di evitare, no, questa corsa agli armamenti che è pretestuosa e che in realtà alla fine non è mossa da una vera legittima difesa, ma che ci fa proprio correre precipitosamente verso un baratro che è di escalation. E giustamente fa notare anche Paolo Del Debbio, se tutto questo fosse stato detto da un Papa Francesco che era visto come de sinistra, che era sudamericano, che era visto come terzomondista, oggi tutti i titoloni, in questi giorni, i titoloni dei giornali mainstream sarebbero proprio dedicati alle parole sulla pace del pontefice. Allora vi porto un attimo qui a pagina 9, poi ovviamente passiamo a tutte le altre testate. Vedete, il Papa parla di pace, i giornali invece lo censurano. Questo è quello che scrive oggi, appunto a pagina 9, Paolo Del Debbio, Leone XIV che randella i volenterosi senza alcuna volontà, se non quella di portare l'Europa a questo baratro, dicevamo il precipizio della guerra. Ma la stampa però, la stampa nostrana, racconta solo della sua visita al Senato, e se queste stesse frasi fossero state dette da Francesco, invece i giornaloni avrebbero riempito pagine intere. E qui è appunto il focus sul disordine mondiale. La stampa italiana è veramente un po' particolare. Avanti ieri il Papa ha parlato della guerra, ha dato delle ciabattate praticamente a tutti, a partire dall'Europa, ma i giornali si sono occupati solamente di raccontare la sua visita a sorpresa in Senato. Figuratevi voi se ne avesse parlato Papa Francesco. Avrebbero appunto realizzato dei titoli a piena pagina, qualcuno forse avrebbe anche, no, fatto la sovracopertina. D'altra parte Papa Francesco appunto era sudamericano, era de sinistra, era alla moda perché parlava al popolo, qui tutto vedete rigorosamente in romanesco ha scritto Del Debbio. Questo invece Prevost, oltre ad avere la di sé, la già di per sé infamante origine statunitense, è atlantista, grave onta. Non si è capito ancora, ma sembra de destra, ha offerto la possibilità ai cattolici che lo vogliono di dire la messa in latino. Sapete, no, tutta la questione del superamento di traditionis custodes, è questo che alcuni infatti rinfacciano anche a Papa Francesco, tutta quella stretta su il rito che poi era il rito di sempre della messa, appunto lo è stato poi a maggior ragione dopo quel grande concilio di Trento della Controriforma. Ha ricominciato Prevost a parlare del sacro e dei misteri cristiani, e quindi a questa massa di ignorantoni a sinistra non è che piaccia poi granché. Non si capisce da che parte sta. Non è il caso di rifare qui la storia della controversia teologica della guerra giusta, qui comunque riassume Paolo Del Debbio, controversia che ha occupato per secoli le menti più raffinate della teologia. Questa dottrina prevedeva che la guerra fosse dichiarata solo dalla legittima autoritas, quindi la legittima autorità politica, al tempo il sovrano. Prevedeva inoltre che sussistesse una giusta causa, che sostanzialmente si trattava della difesa da un'aggressione di uno Stato più debole aggredito, appunto ingiustamente. Prevedeva inoltre che tutto fosse realizzato secondo il debitus modus, cioè entro dei limiti, come poi furono previsti molto dopo anche dalle convenzioni di Ginevra, tuttora in vigore, che prevedono appunto varie norme da seguire durante la guerra e che riguardano vari aspetti di essa. Il catechismo della Chiesa Cattolica più recente, voluto da Giovanni Paolo II e guidato
dall'allora cardinal teologo Joseph Ratzinger, dedica alla difesa della pace molti articoli, dal numero 2302 al numero 2317, dove si condanna la corsa agli armamenti, si ricordano le leggi morali durante i conflitti armati e che bisogna compiere tutto ciò che è ragionevolmente possibile per evitare la guerra. Del resto, Giovanni XXIII con l'enciclica Pacem in Terris e il Concilio Vaticano II nella Costituzione Gaudium et Spes ai numeri 77 e 82 abbandonò questa nozione di guerra giusta a favore di quello di legittima difesa in campo internazionale. E quindi il Papa fa il Papa. Questa è una tautologia, scrive qui Paolo Del Debbio, ovvero dove il predicato, il Papa, è contenuto già nel soggetto, il Papa. Ma evidentemente ad alcuni è difficile comprendere anche la figura filosofica più semplice, la tautologia appunto. Se uno non comprende una tautologia, è bene che rinunci all'uso del cervello e all'esercizio della ragione e si dedichi ad opere manuali, ripetitive, prive di ausilio razionale, tipo picchiare la testa contro il muro con il pericolo. In questo caso specifico però pericolo che la testa rimanga integra e il muro vada in frantumi. Senza dirlo esplicitamente, che accuse ha lanciato il Papa agli Stati e alle organizzazioni internazionali? Quella dell'assenza di soggetti che non agiscano solo per autorità, ben oltre i confini della legittima difesa internazionale, sguarniti di quella autorevolezza che ha garantito durante la storia, anche limitatamente al Novecento, il raggiungimento di accordi che hanno poi ridisegnato l'assetto geopolitico del mondo. Quell'autorevolezza è purtroppo assente sia nelle figure di rilievo internazionali e sia nelle organizzazioni che sarebbero preposte a garantire e a tutelare l'ordine geopolitico mondiale. Con il suo ciuffo posticcio, e qui giustamente lo ricorda Paolo Del Debbio, e anche con dei modi che non ci piacciono, l'unico a cui aggrapparci si chiama Donald di nome e Trump di cognome. È americano anche lui, come il Papa, ma questo vale in tutta questa questione quanto il 2 a briscola, scusatemi, che presto o tardi sarà sostituito nella grafica delle carte dal faccione invece della von der Leyen. Eh sì, perché almeno Trump si sta impegnando, si sta battendo, sta guidando questi negoziati e avete visto già comunque aveva fatto ottenere questa tregua, questo cessate il fuoco anche in Medio Oriente proprio per la guerra tra Israele e Hamas, arrivando anche alla mediazione proprio con la stessa organizzazione terroristica di Hamas. Ma allora alle 8:48 io vi porto adesso sul Libero, prima pagina di Libero e poi anche l'intervista al ministro degli interni Piantedosi. Facciamo questo giro, ecco, poi ovviamente passiamo anche sugli altri cosiddetti giornaloni, no? E allora lo apriamo da qua, vi ci porto, eccomi da, qui vedete Sfoglia Testate, prima pagina di Libero di oggi, avanti tutta con gli sgomberi, intervista esclusiva a Piantedosi, ecco qui il ministro dell'interno, stiamo seguendo una lista, nuove occupazioni già azzerate. L'imam liberato, faremo ricorso e lo espelleremo. Qui vedete, segue a pagina 4, poi intanto l'editoriale di Mario Secchi sulla linea di Meloni che alla fine comunque ha prevalso, che è una linea pragmatica. Qui titola infatti Mario Secchi: il vero pacifismo si chiama realismo. Roma ha vinto, Berlino ha perso, Parigi esce dall'angolo, Kiev è soddisfatta, però abbiamo letto moderatamente soddisfatta perché comunque già ci si è iniziati a lamentare da quelle parti, si chiedeva uno sforzo economico maggiore. Washington approva, Mosca non ha altre scuse per sottrarsi al negoziato. La partita europea sui beni russi da impiegare per sostenere l'Ucraina si chiude con una prova di forza diplomatica di Giorgia Meloni che ha riportato con i piedi per terra i leader dell'Unione. Ci sarà un prestito UE da 90 miliardi, usare i beni russi era una mossa rischiosa per 5 motivi. 1. C'era la prospettiva concreta di finire di fronte a un arbitrato internazionale e perderlo rovinosamente con l'obbligo paradossale di dover risarcire con gli interessi Mosca, cioè il paese che formalmente è aggredito. E infatti anche su questo punto era intervenuto il Belgio. Per questo il Belgio, e qui vi porto un attimo a pagina 14, così leggiamo anche i punti, no, con cui Secchi spiega perché questa decisione della Meloni, questa sua linea comunque è pragmatica ed è giusta, e è stato giusto seguire questa linea e non quella invece dell'utilizzo dell'impiego dei fondi congelati, degli asset russi. Vedete qui la linea Meloni è risultata ancora vincente, il vero pacifismo si chiama realismo.
Il Belgio è il paese più esposto che ha alzato il muro. Punto 2. Utilizzando quei beni in favore dell'Ucraina, l'Europa si sarebbe privata di una potente carta negoziale da usare con la Russia. Andare al tavolo della guerra e della pace con Putin, avendo una mano legata dietro la schiena, è un suicidio. L'Unione cosa poteva offrire in cambio al Cremlino, oltre agli asset congelati? Se escludiamo una per ora remota riapertura del rubinetto del gas russo, nel mazzo dell'Unione c'è poco. La grande partita la giocano altri, gli Stati Uniti, l'Ucraina e naturalmente la Russia. Punto 3, scrive Secchi, l'Europa con l'operazione sugli asset avrebbe esposto le aziende che operano in Russia alla ritorsione del Cremlino. Per la sola Italia il valore oscilla tra i 15 e i 19 miliardi di euro e riguarda aziende di primaria grandezza, in particolare nel settore bancario. 4, la Russia deve pagare, dicono i paladini della pace in salotto. Vero, ma quello è il mondo ideale, nella realtà la situazione è diversa. Conta quello che c'è scritto nei trattati, le riparazioni di guerra le pagano gli sconfitti, lo raccontano i documenti diplomatici, i libri di storia, i testimoni di un'epoca, le memorie dei grandi leader. Tutto quello che è fuori dai trattati è pari a uno zero assoluto. Un buon negoziato evita la guerra, uno cattivo la prolunga e la allarga. Fu così nel 1919 con i trattati di Parigi, come intuì quel genio di John Maynard Keynes, i risarcimenti chiesti alla Germania innescarono l'ascesa di Adolf Hitler e la seconda guerra mondiale. Bisogna stare molto attenti quando si maneggiano le conseguenze economiche della pace, titolo del libro profetico di Keynes. E qui la conclusione di Secchi: Giorgia Meloni lavora a questo progetto, l'unico possibile, non una pace retorica che alla fine reca solo danni e allontana la speranza. La leadership italiana ha evitato all'Unione un errore strategico e consentito di recuperare l'unità all'interno del Consiglio europeo, ha evitato di incagliare il confronto con Mosca e ha sminato il rischio di un'escalation su più livelli e scenari. Meloni, insomma, ha maturato una lunga esperienza, ne ha compiuto tesoro e si vede e sa che il vero pacifismo si chiama realismo. E allora io vi riporto però, come vi stavo annunciando, qui a pagina 4 se ne occupa, o meglio, se ne occupa, è l'intervista tenuta proprio da Fabio Rubini al ministro Piantedosi, avanti con gli sgomberi e sull'imam liberato noi andremo fino in fondo. Il ministro: non capisco la sinistra che difende gli abusivi protagonisti di atti di violenza. Le occupazioni finiranno e sentite compresa quella di Casa Pound. Perché tanti no a sinistra si erano lamentati: ma come? Voi avete fatto sgomberare il centro sociale Leoncavallo, perché permettete a Casa Pound ancora di mantenere l'occupazione? Qualcuno però aveva osato fare anche questo distinguo, giustamente fatto notare la realtà, e cioè che da Casa Pound, come per esempio dal centro sociale a Scatasuna, non è che partissero manifestanti violenti o comunque dei facinorosi sediziosi che poi andavano alle manifestazioni, andavano in giro a commettere reati, ad aggredire per esempio le forze dell'ordine. Lo avete visto insomma in tutti questi giorni che cosa è accaduto anche con le manifestazioni pro PAL. E allora, Ministro, quali sono stati gli elementi, per esempio, che rispetto al passato hanno proprio condotto allo sgombero del centro sociale a Scatasuna a Torino? Durante una perquisizione disposta dalla magistratura, la polizia ha identificato dei soggetti che avevano occupato abusivamente i piani superiori dello stabile, che erano stati già dichiarati inagibili dal 2023. Questo ha rappresentato una violazione degli accordi stipulati dal centro sociale con il comune di Torino, che pertanto ha formalmente revocato l'accordo, facendo venir meno quello che era il titolo valido per l'occupazione dell'edificio. A questo punto le forze di polizia hanno provveduto a liberarlo. Contestualmente sono stati murati gli accessi al fine di impedire una eventuale nuova occupazione. Come vede, tutto molto semplice e lineare. Quello di Askatasuna resterà un caso isolato, o il governo ha in opera provvedimenti per arginare il fenomeno dei centri sociali abusivi. Come regola ci siamo dati sin dall'inizio quella di sgomberare entro 24 ore ogni edificio che sia oggetto di nuove occupazioni abusive. Infatti non se ne sono praticamente registrate più di nuove. Alcune occupazioni sono ormai risalenti negli anni e per queste su tutto il territorio nazionale si sta procedendo secondo un ordine progressivo stabilito dalle prefetture. Molti sono stati gli sgomberi effettuati e molti altri confidiamo di realizzarne. Prevengo la domanda dicendole che faremo quanto prima lo sgombero anche dell'immobile occupato da Casa Pound e non solo di quello.
fui io, da prefetto di Roma, a inserire quell'immobile nella lista degli sgomberi da effettuare. La sinistra, che da sempre spalleggia queste situazioni di illegalità, ha molto criticato l'operazione torinese. Come replica? Qui chiede appunto Fabio Rubini, risponde il ministro Piantedosi. Francamente non capisco come si possa criticare uno sgombero conseguente a una perquisizione disposta dall'autorità giudiziaria che ha disvelato comportamenti illeciti, se non per motivi, ecco, questa critica dello sgombero, critica venuta da sinistra, che evidentemente è una critica fondata su motivi di pura contrapposizione ideologica, qui puntualizza Piantedosi, motivi che altrettanto francamente ritengono sbagliati. Tutto questo peraltro sottacendo gli obiettivi problemi di ordine pubblico che gli appartenenti a quel centro hanno ripetutamente creato non solo a Torino in 30 anni di attività. E quindi poi l'altra domanda: ha parlato con il sindaco Lorusso dopo lo sgombero? Il colloquio e la collaborazione con i sindaci deve essere costante e proficua, al di là delle differenti posizioni che talvolta si possono registrare su singoli problemi. In tal senso la disponibilità al dialogo e alla collaborazione con il sindaco Lorusso da parte mia è massima. La sicurezza delle città è un obiettivo di grande importanza sul quale la collaborazione istituzionale non deve venir mai meno. Un altro tema caldo è quello legato all'espulsione revocata dell'imam di Torino. Come intende procedere il governo? E qui quello che abbiamo già anticipato, e cioè che comunque qui non si intende assolutamente cedere, non si vuole retrocedere, anzi si va avanti sulla linea già tracciata. Il Ministero dell'Interno, risponde Piantedosi, farà ricorso per ottenere il rimpatrio di un soggetto ritenuto pericoloso. Il Viminale si è mosso nell'esclusivo interesse quello di difendere la sicurezza dello Stato, come già ha fatto in tanti altri casi, con ciò preservando il Paese da derive estremistiche. Ecco perché perseguiremo fino in fondo l'obiettivo proprio di rimpatriare questo signore. E che signorino, che personcina, no? Uno che ha inneggiato al 7 ottobre. L'altra domanda invece è quella sugli agenti che sono stati feriti. Questo è un fatto che poi a sinistra non si dice o si minimizza, anzi poi magari addirittura si alza la voce contro quei poliziotti che si stanno difendendo dalle aggressioni e che respingono questi assalti. Si difendono durante le manifestazioni violente dei soliti sediziosi facinorosi. Il 2025 è stato l'anno record per agenti feriti durante gli scontri di piazza. Questa situazione la preoccupa in vista del prossimo anno. C'è purtroppo una recrudescenza della violenza nelle manifestazioni di piazza. Questo ha cominciato a verificarsi allorquando la situazione internazionale ha infervorato il dibattito interno. Bisogna stare attenti a non manifestare alcuna accondiscendenza nei confronti dei violenti. Durante quest'anno sono state diverse decine le persone arrestate, diverse migliaia quelle denunciate per i disordini causati in varie occasioni. Anche i feriti tra le forze dell'ordine sono in aumento. La situazione è fronteggiata al meglio proprio grazie alla professionalità degli uomini e delle donne delle forze di polizia che con equilibrio e senso di responsabilità garantiscono il diritto di manifestazione anche in situazioni molto difficili. E infatti avete visto spesso immagini anche di poliziotti, di forze dell'ordine colpiti che però non reagivano alle provocazioni dei violenti, proprio per evitare, no, la degenerazione delle situazioni. Altre volte invece hanno dovuto reagire anche per mantenere poi la sicurezza, garantire appunto l'incolumità pubblica e sono stati addirittura accusati. Ma da sinistra non abbiamo sentito tutti questi cori di condanna verso gravi, insomma, atti di gravi attacchi, no, contro le forze dell'ordine. E poi l'altro capitolo, la questione proprio della soluzione di Salvini. Allora ve l'anticipo perché vedo che sono le 9, poi ci torniamo. Cosa ha provato alla notizia dell'assoluzione di Salvini? Tornerà al Viminale? Ne sono stato felicissimo per la stima e l'amicizia personale. Salvini non meritava il calvario a cui è stato sottoposto, anche se l'esito è la conferma che ai tempi abbiamo lavorato bene, rispettando le regole nell'esclusivo interesse del nostro Paese. La decisione finale dei magistrati sgombera definitivamente il campo da ogni dubbio di piena agibilità politica e istituzionale. Penso che Salvini sia stato in passato e sarebbe ancora un ottimo ministro dell'interno. E allora sono le 9. Natalia, chiedo a te perché così
a questo punto noi ci concediamo il break, torniamo in onda, finiamo questa parte, facciamo sentire l'intervista che abbiamo registrato a Davide Quadri e poi credo che si collegherà con noi anche Matteo De Sio. E allora fra pochissimo. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Di nuovo a te la linea. Grazie Natalia. Allora finiamo questa parte, no, dell'intervista che è stata condotta da Fabio Rubini per Libero di oggi, poi la potete recuperare a pagina 4, no? Intervista condotta al ministro degli interni Piantedosi. E allora le opposizioni vi criticano perché mancano le risorse sulla sicurezza. Evidentemente non sanno, fanno finta di non sapere come sta, com'è la situazione, come stanno realmente le cose. Altrimenti ammetterebbero le notevoli risorse anche per i prossimi anni già appostate e finanziati nei primi 3 anni di governo e confermate anche quest'anno, a dimostrazione della grande attenzione del governo Meloni nei confronti del comparto sicurezza. Si candiderà come sindaco di Bologna? Amo moltissimo Bologna, è una città meravigliosa a cui sono legato in maniera indissolubile. Detto questo, l'ipotesi di una mia candidatura a sindaco della città è una fantasiosa suggestione giornalistica. E una fantasiosa suggestione del tutto infondata, così come lo era quella relativa al ruolo di presidente della Campania. Ci è voluto un po', ma alla fine è venuta fuori la sua indole di democristiano doc, tant'è che ha intitolato a De Gasperi la più importante sala al Viminale. Rivendico con convinzione il rispetto storico per il riconoscimento del significativo ruolo svolto dalla DC nel nostro paese, così come le confermo la mia profonda ammirazione nei confronti della figura di Alcide De Gasperi, un faro di valori democratici e liberali, un grande uomo di Stato che ha attraversato un'epoca difficile della nostra storia, anticomunista e antifascista coerente, una persona capace e lungimirante come pochi. Lo considero un autentico padre della Repubblica Italiana. Ma allora, prima di farvi sentire appunto l'intervista a Davide Quadri, io con voi apro intanto qui, vedete la prima pagina del Tempo di oggi, con a proposito degli sgomberi, degli sfratti, vedete l'avviso di sfratto, il dossier occupazioni di cui si occupa oggi il Tempo, l'effetto dello sgombero di Askatasuna arriva anche a Roma, nel mirino lo Spin Time. Storico simbolo dell'illegalità, ve lo ricorderete, perché la vicenda poi era diventata eclatante dopo che era intervenuta la stessa Chiesa, lo stesso Papa, la luce, la bolletta dell'elettricità che fu pagata, nessuno paga l'affitto e allo Stato costa 3-4 milioni l'anno. Chi sono gli sponsor degli occupanti? Dalle primarie di Gualtieri alla luce pagata dalla Chiesa e poi addirittura l'evento, giusto per non farci mancare nulla, che c'è sempre lei di mezzo, con Francesca Albanese. Ma allora poi l'editoriale di Daniele Capezzone proprio su questo, afuera compañeros di Spin Time, pagare un affitto non è fascismo. Diciamolo chiaramente, precisa Daniele Capezzone, come sapete, no, che è passato alla guida del Tempo, ogni giorno che passa senza che si proceda allo sgombero è un giorno perso, oltre che uno schiaffo in faccia alle persone per bene. Già è insopportabile l'illegalità generale e diffusa. A Roma circa 10.000 case pubbliche risultano occupate abusivamente e 16.000 persone stanno malinconicamente dietro in graduatoria, forse colpevoli di comportarsi bene e di non essere né prepotenti né violente. Ma quando poi si aggiunge un elemento di sfregio politico o di violenza che viene praticata, tutto questo diventa osceno. E così oggi vi raccontiamo il caso Spin Time, come avvenne l'occupazione 12 anni fa, l'incredibile illegalità di ciò che accade da quelle parti, più l'amorevole assistenza politica dei compagni di sinistra che vanno lì a tenere dei dibattiti, eventi e perfino primarie. E allora, a noi, dopo tutta questa colata di lacrimoni per loro e di scuse, restano 2 sole domande. Appunto, si interroga Capezzone. La prima, cari compagni, ma pagare un affitto regolare sarebbe per caso qualcosa di fascista? Sporcherebbe il vostro curriculum? La seconda, se c'è tutta questa commovente ondata di solidarietà dagli onorevoli ai testimonial sparsi e spersi, perché i quattrini per un affitto non li si chiedono a loro? Ecco, sarebbe finalmente il modo di risolvere una situazione plateale, manifesta di illegalità. Le 9.05, allora Natalia
Sentiamo l'intervista a Davide Quadri, abbiamo parlato anche poi di queste manifestazioni violente, ma anche di remigration, anche dei rapporti appunto tra Lega e Giovani Repubblicani, e poi ci colleghiamo con Matteo De Sio per commentare anche l'ultimissima notizia, e cioè il bombardamento da parte di Trump dell'America di alcune postazioni ISIS in Siria. A fra poco. Allora oggi è di nuovo con noi di Radio Libertà Davide Quadri, segretario esteri della Lega Giovani. Grazie Davide per essere nostro ospite, è sempre un privilegio poterti avere con noi. Grazie mille a voi per l'invito e buona giornata. Grazie Davide. E allora abbiamo visto le immagini della tua partecipazione al tradizionale gala di fine anno degli Young Republicans a New York, l'unico partito italiano invitato dagli amici repubblicani, la Lega, che quindi rafforza questi storici rapporti con gli alleati americani, ovviamente nel segno della pace e della libertà. Erano presenti anche l'europarlamentare Isabella Tovaglieri, il segretario della Lega Giovani, l'onorevole Luca Toccalini, anche Max Ferrari, ricordiamo già direttore di Telepadane, era stato recentemente nostro ospite, con lui avevamo ragionato di remigrazione, insomma anche Libero ha riportato questo incontro così significativo, il quotidiano Libero. No, è stata una bella esperienza, un segnale forte di questo rapporto storico che manteniamo tra Giovani Repubblicani e Lega Giovani, un evento che ha visto la partecipazione di oltre 800 persone in una città fortemente democratica come quella di New York, ma nella cornice bellissima di Cipriani Wall Street a Manhattan. Ci siamo trovati, è stato veramente un bel momento, tanti ospiti internazionali, delegazioni da partiti conservatori europei e anche sudamericani. Eh sì, è veramente un incontro, insomma, anche molto, dicevamo, pregnante, ma anche suggestivo. E invece, Davide, l'altra grande notizia di attualità che dobbiamo commentare è questa conferma dell'assoluzione per il vice premier Matteo Salvini da parte della Suprema Corte di Cassazione per il caso Open Arms. E sono state tante le reazioni, insomma, tra cui quella di un grandissimo alleato in Europa che ha sempre contrastato l'immigrazione illegale, ovvero Viktor Orban, il premier ungherese, il quale ha appunto dichiarato assolto, la giustizia ha prevalso. Il mio caro amico patriota Matteo Salvini è stato oggetto di una caccia alle streghe politica per 5 anni sotto processo per aver bloccato uno sbarco illegale in Italia. Ma allora Davide, chiedo a te, no, che ti confronti con tanti alleati di altri paesi, tanti alleati della Lega, ecco, cosa si aspettavano da questa sentenza, da questa decisione, e soprattutto, cioè, che impressione che hanno ricavato, ecco, da tutta questa caccia alle streghe, comunque diciamo da questo processo abbastanza politico, perché giustamente il pensiero può essere quello, ma insomma è anche abbastanza patetico, no? Che debba essere una corte giudiziaria dopo un processo così lungo a dover affermare un principio che sarebbe di buon senso, e cioè quello per cui un ministro degli interni o in generale uno Stato sovrano controlla i propri confini, decide chi entra e soprattutto contrasta l'immigrazione illegale. La soluzione di Matteo Salvini ribadisce un concetto chiaro: difendere i confini non è un reato, difendere i confini è un'attività politica lecita e doverosa di chiunque governi un paese. All'estero sicuramente c'era molta curiosità e preoccupazione su questo, perché era l'ennesimo segnale di una magistratura che cerca di prendere il posto della decisione politica e che cerca di influenzarne le decisioni. Si è visto con quanto succede in Francia con Marine Le Pen, con questa inibizione sul giudice della sua candidatura alle elezioni presidenziali. Si è visto in altri paesi, vediamo il Brasile, dove l'ex presidente Jair Bolsonaro è perseguitato giudizialmente dalla Corte Suprema brasiliana, che è una corte di preta nomina politica. Si è visto anche in questo caso, il continuo processo di Bibi Netanyahu in Israele, e quindi si vede come questo trend in cui cerca di delegittimare per via giudiziaria l'avversario politico è una situazione che getta sempre preoccupazione in tutta Europa, e nel caso appunto di Marine Le Pen e anche nel caso di Georgescu in Romania preso delle vesti veramente inquietanti di decisore elettorale al di sopra dei cittadini.
Ecco, e a proposito poi di immigrazione, di contrasto all'immigrazione illegale, l'altro grande tema, no, di cui abbiamo dibattuto tanto, lo citavamo prima, è quello della remigrazione. E tu te ne sei occupato perché addirittura, pensiamo, ecco, il Partito Democratico a Varese si è voluto occupare proprio del Remigration Summit che si era tenuto a Gallarate e addirittura ha presentato una mozione, no, recentemente contro questo Remigration Summit, e tu giustamente avevi commentato, è l'ennesima dimostrazione di una visione ideologica e faziosa lontana dal buon senso a proposito di questa mozione. E addirittura avevi anche poi rimarcato un altro fatto, cioè avevi giustamente fatto notare, ma insomma traete spunto da quello che invece realizza e compie insomma il Partito Socialdemocratico danese, che ha introdotto tutta una serie di misure che invece rientrano proprio nella politica di remigrazione, no? Per cui poi alla fine anche gli ingressi degli stranieri sono diminuiti drasticamente e si sono già visti lì i risultati, quindi più sicurezza, più coesione sociale. Esatto, sono la questione dell'immigrazione, della sicurezza e della remigrazione è una questione che è all'ordine del giorno nel nostro elettorato, è all'ordine del giorno in tutte le città che vedono, ahimè, nonostante anche gli sforzi del governo, un declino nella situazione della percezione della sicurezza. E il link tra l'immigrazione, soprattutto illegale, e questa percezione e questa situazione è veritiera. Il Varese è particolare vedere come l'amministrazione di sinistra si perde in mozioni ideologiche, in mozioni su argomenti nazionali, senza poi portare avanti il quotidiano, l'amministrazione quotidiana della città. Si legge di aggressioni anche in questi giorni nel centro storico, quindi è una situazione vera e purtroppo percepita dalla cittadinanza, che non viene distratta da queste emozioni faziose da parte del centrosinistra e del Partito Democratico in particolare. Ci sono paesi di sinistra, ad esempio danese è quello principale, che sulla politica migratoria ha saputo incidere e portare un cambiamento veritiero e importante nella società. Adesso anche a livello europeo, in questi giorni, è stata approvata la direttiva rimpatri e anche la questione dei paesi terzi, quindi si va verso anche a livello europeo, grazie a una maggioranza di centrodestra compatta in questi argomenti, grazie comunque al lavoro forte del gruppo dei Patrioti e dei suoi alleati di centrodestra, per incentivare quello che è la gestione esterna del fenomeno migratorio prima delle partenze, prima che arrivino sul suolo europeo, prima che si creino situazioni come Lampedusa, come le isole di Lesbo in Grecia, dove la sovversione migratoria ha creato dei grandissimi problemi. Quindi questa è la direzione che bisogna prendere e bisogna portare avanti, applicando poi a questa gestione delle frontiere esterne anche una gestione interna che vada a incentivare il fenomeno della remigrazione, quindi che vada a incentivare un trend demografico opposto rispetto a quello che abbiamo subito negli ultimi periodi, in cui la percentuale straniera è aumentata a discapito della popolazione nativa. Chiaro, chiarissimo. E però Davide, ecco, concludendo con te questa nostra conversazione e tornando ad occuparci anche comunque di temi più di politica interna, no, sembra che per una certa sinistra molto poi estremista assolutamente no, si debba mantenere questa immigrazione illegale, comunque che dobbiamo arrenderci ad un'invasione. E poi non so se hai notato anche questo clima politico attuale, come lo giudichi, perché effettivamente è una sinistra estrema, molto violenta. Abbiamo visto le manifestazioni dei Pro-Pal, l'assalto per esempio alla sede, alla redazione della Stampa, manifestazioni di Pro-Pal spesso con violenze, degenerano e quindi vengono aggrediti, assaliti i poliziotti. Poi come vengono sgomberati i centri sociali legali, come era successo per Leoncavallo, adesso a Scatasuna, sempre queste proteste violente, o addirittura quello che è successo in provincia di Varese, cioè era stata prima imbrattata con vernice rossa la sede della Lega, poi di nuovo questa scritta "Spara Giorgia", sempre sulla sede della Lega a Busto Arsizio, ultimamente di nuovo una scritta "Spara Giorgia"
addirittura sulla sede del PD a Busto Arsizio. Insomma, è un clima politico violento, c'è da preoccuparsi e soprattutto ci si aspetterebbe che poi la sinistra parlamentare condanni recisamente, ecco, queste manifestazioni di violenza, sia verbale che poi anche fisica. Non sempre avviene, questo è preoccupante, non sempre avviene, c'è sempre la tendenza a minimizzare una violenza verbale e non solo verbale, ahimè, da parte della sinistra estrema e della sinistra radicale. C'è da prendere anche atto che non bisogna più che altro preoccuparsi nell'azione politica, perché sennò concederemo un vantaggio a loro che non ha senso di esistere. Noi non possiamo essere intimiditi nella nostra azione politica da loro, ma ci vuole che anche le autorità e lo Stato inforzi il più possibile, come si sta facendo con lo smantellamento dei centri sociali, la repressione totale di questi tipi di fenomeni, perché il trend è abbastanza chiaro. Hanno sparato a Donald Trump, hanno ucciso Charlie Kirk, e ancora in questi giorni si è letto in America di la vicepresidente dei college Republican di un'università che è stata barbaramente uccisa. Non si sa ancora se per motivi politici o meno, ma era comunque frutto di un immigrato che era lì, e si legge la violenza politica nei confronti della destra un po' dappertutto. Pensiamo in Germania contro l'AfD, quello che è successo alla presentazione della giovanile di AfD con la super manifestazione violenta degli Antifa. Questi fenomeni devono essere repressi per garantire il vivere politico-civile della società e dei nostri paesi. Perché se si permette i nuovi anni di piombo da parte di queste frange estreme, si permette di venir meno dello Stato civile e della convivenza civile all'interno dei nostri paesi. E questa saldatura pericolosa tra islamismo e militanza politica di estrema sinistra è ancora più pericoloso. E i segnali della magistratura, ahimè, non vanno in buone direzioni quando scarcerano una persona e non bloccano l'espulsione di una persona che celebrava il 7 di ottobre. Esattamente. Ma allora ultimissimo punto, Davide, perché invece commentiamo i segnali che lasciano ben sperare, perché è vero che per esempio notizie che ci lasciano allibiti, no? Qualche giorno fa addirittura ha distribuito un vademecum in 5 lingue al Corvetto per insegnare ai clandestini come continuare a rimanerlo e a non finire nei centri per il rimpatrio, però abbiamo visto che addirittura finalmente la maggioranza Ursula compie dietro fronte, quasi un'inversione a U sul Green Deal, la Lega da tantissimo tempo che si batteva contro energicamente, e soprattutto anche questo nuovo regolamento sui rimpatri, sui paesi sicuri, la decisione della Cassazione. C'è la speranza magari per tornare ad avere Matteo Salvini ministro degli interni una politica dei porti chiusi. Matteo Salvini stesso ha detto: io voglio completare il mio lavoro come ministro delle infrastrutture, però questo non esclude che magari una prossima legislatura torni ad esserlo lui. Esattamente, deve essere questa la direzione, deve essere questo il trend. Deve essere questa la direzione del trend per riportare e per implementare sempre di più quella che è la nostra visione politica di tolleranza zero, di sicurezza e di lotta totale ai fenomeni di immigrazione illegale e a comunque un fenomeno di deterioramento della sicurezza delle nostre città. Grazie mille Davide per la chiarezza, grazie per la tua disponibilità, grazie per tutto il tuo impegno e speriamo veramente di riaverti presto con noi. Grazie mille Pier Vittorio, grazie a tutti e buona giornata. Grazie. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie mille Natalia, mi sentite vero? E allora completiamo questa parte. Io intanto qui vi faccio vedere, vedete, la prima pagina del giornale, ce ne eravamo dimenticati di passarla in rassegna: devastazioni, agenti feriti, tassa a Scatasuna da 7 milioni, dopo lo sgombero resta il conto da saldare. Questi insomma sono tutti i danni, solo alcuni dei danni provocati da questa occupazione, ma credo che ci abbia già raggiunto Matteo De Sio, come sapete conduttore per Te la rido io l'America lunedì mattina. Matteo, ci senti? Sì, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori, grazie per avermi qui. Grazie a te Matteo, grazie mille, perché insomma ovviamente noi ti iniziamo a chiedere, no, le anticipazioni per lunedì, visto tutto quello che sta accadendo. Io infatti vedi qui ti apro prima pagina dell'ANSA di oggi, del sito, che riporta non solo l'emendamento del governo per la manovra, su questo poi ovviamente ci torneremo anche, no, con
successivi programmi si approfondirà perché è una manovra in via di riscrittura, ma la grande notizia degli attacchi americani in Siria. Qui vedete dall'ANSA, Trump abbiamo colpito l'ISIS con una fortissima rappresaglia. E cosa sta succedendo anche per il disvelamento dei file Epstein? Qui vedete pubblicati i file su Epstein, nei documenti oltre 1200 vittime, Clinton contro Trump. Anche Fox News, qui ve lo riaggiorno, vedete, no? La prima pagina del sito di Fox News, proprio qui con appunto Epstein, e cioè poi qui ve lo metto in traduzione automatica, ecco cosa c'è nell'ultimo fascicolo del Dipartimento di Giustizia su Epstein. Esatto, era sempre stato una questione, quella di questi dossier, quella di questi files, come ora amano chiamarli anche in Italia, perché tante personalità famose e anche insospettabili alla fine si erano avventurate in questa isola con un magnate miliardario che gestiva questo traffico purtroppo di minorenni. Ogni parte politica, tra l'altro, o minacciava o cercava di minimizzare la diffusione dei nomi e delle foto delle personalità all'interno dell'isola, a seconda ovviamente di chi stava in quel momento al governo. Infatti i democratici hanno cercato di minimizzare quando erano loro al governo, mentre ora fanno i paladini della giustizia. Parliamo anche di personalità come Bill Gates, come Bill Clinton, come già avevi citato tu giustamente, Pier. Quindi parliamo veramente di personalità in tutto lo spettro politico e è più che gossip in questo caso, perché si parla ovviamente di un utilizzo di minori, o comunque anche se fossero maggiorenni, di ragazze e ragazzi che erano sotto il giogo di un miliardario che aveva la capacità di vita e morte con questi poveretti. Sì, io adesso vedete, sì, dimmi, scusami. Niente, hai parlato anche degli attacchi in Siria, Esatto. dell'esercito americano. Giustamente Donald Trump e il segretario del Pentagono, il segretario della guerra, come ora vuole chiamarlo The Donald, ha cercato di attaccare, anche per far vedere quanto rimangano forti nella zona gli americani, nonostante un dispiegamento minore rispetto al passato. Nonostante questo, vedremo poi quali saranno le prossime mosse di questo nuovo ISIS, che se è cresciuto vuol dire che l'amministrazione Joe Biden ha lasciato un'altra ennesima gatta da pelare per Donald Trump e la propria amministrazione. Assolutamente sì. Io poi non so se vedi, Matteo, qui nella condivisione schermo ho aperto anche la prima pagina, l'home page della BBC, che riporta questa notizia appunto del rilascio di questi file. Qui vedete, no, anche la traduzione in automatico, che ve la metto, e cioè ovviamente ci si chiede poi ma che cosa effettivamente sta emergendo, perché tanto il contesto va valutato, ecco, bisogna capire questi scatti con Michael Jackson, con tutte queste VIP personalità, che cosa dimostrerebbero da parte appunto del DOJ, Department of Justice americano. Ma l'altra grande notizia, te lo chiedo qua proprio in chiusura, Matteo, è forse che Trump prevede di estendere il cosiddetto bando ad altri paesi che sono comunque dell'Africa o del Medio Oriente, quindi leggo per esempio Niger, Burkina Faso e Siria, questo sempre dalla BBC. Esatto. Tra l'altro era una mossa che lo stesso Trump aveva fatto durante la sua prima amministrazione. Per esempio, se un cittadino italiano ha visitato in passato questi paesi, dovrà dimostrare di essere stato lì per lavoro, anche solo per ottenere un visto turistico. E ovviamente sono mosse che uno come Trump sta cercando di mettere in atto proprio per tutelare la sicurezza del paese, con paesi che, come quelli che hai citati, che sono ormai molto ostili
alla politica americana, e la Siria, ad esempio, nonostante un nuovo presidente che non sembra ostile, anzi è stato elogiato addirittura dai media americani, comunque fa parte di uno stato ancora, nonostante tutto, instabile. Esattamente. E allora grazie Matteo, noi ovviamente poi ti riascoltiamo lunedì mattina per tutti i tuoi approfondimenti e io vi auguro ovviamente buona continuazione qui con la programmazione di Radio Libertà. E vi segnalo anche poi, perché probabilmente noi non ci troveremo più assieme prima di questo Natale, allora in questo clima di cristianofobia io vi segnalo soltanto, ecco, gli ultimissimi secondi qui da corazim.org di Giuseppe Brienza, che sapete ci manda spesso appunto queste segnalazioni di articoli, che un articolo scritto da lui, spesso sapete nostro ospite, chiedilo al Don, risposte di un sacerdote alle domande che avresti sempre voluto fare, pubblicato appunto per l'editrice Punto e Famiglia, questa sintesi, una sorta di catechismo molto agile proprio di padre Enzo Vitale, che forse molti di voi conoscono perché è spesso ospite nel programma Rai Cristianità. E allora grazie di cuore, io vi rivolgo gli auguri di buon Natale perché probabilmente non ci vedremo prima del 25, vi lascio con questi auguri di un gigante della fede come Padre Pio. Tutte le feste della Chiesa sono belle, la Pasqua sì, è la glorificazione, ma il Natale possiede una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore. Grazie ancora a tutti voi, grazie a te Matteo, grazie a te Natalia, buona continuazione qui su Radio Libertà. Grazie a te e grazie a Natalia. Avete ascoltato la rassegna stampa.